Provine 2017 respiriamo quei sapori, quei profumi, quei colori di una terra veneta autentica, quelle terre al confine con il mare, e saluto Pier Claudio De Martin, che è vicepresidente del consorzio Venezia Doc e vicepresidente di Uvive, che ci racconta un po' la storia di questo marchio importante che è qui a Provine 2017 con tanti produttori. Grazie, ricordo con grande piacere il fatto che questa iniziativa fu presentata proprio con una mia intervista a Verde Nord-Est 5 anni fa alla Provine. Da quel momento di strada ne abbiamo fatta, siamo partiti con la fusione delle due dock storiche che insistevano a Nord-Est. Che erano, lo ricordiamo Presidente, perché magari qualcuno si è perso quell'intervista. No, le due dock storiche che sono, perché sono all'interno del consorzio Vini Venezia, che sono il Piave e l'Ison Pramaggiore. Abbiamo costituito un terzo consorzio, che è il consorzio Vini Venezia, che è la Doc Venezia, che comprende gli interi territori geografici delle province di Treviso e di Venezia, nel quale, per adoperare un termine enologico, abbiamo travasato i vitigni internazionali, Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot, Cabernet, lasciando invece alle doc storiche i vitigni autoctoni, Tokai e Refosco per l'Ison Pramaggiore, Manzoni Bianco e Raboso per il Piave, che hanno un forte legame e identità territoriale. Ecco, questo perché quando si va ad affrontare un mercato come quello estero bisogna chiaramente avere la sostanza ma anche un'identità precisa. Questo sicuramente, perché bisogna avere la massa critica per avere la forza di aggredire determinati mercati, però ci troviamo nella condizione di doverci assolutamente differenziare da altri prodotti che ormai ci sono in tutto il mondo, i vitigni internazionali. Per cui un brand forte come Venezia, che è probabilmente il nome italiano più conosciuto al mondo, ci metteva in condizione di essere facilmente identificabili, ripeto, sui mercati di tutto il mondo, tenendo anche presente che, lo ripeto spesso, questa non è stata semplicemente un'operazione di marketing, perché fortissimi sono i legami e i debiti di riconoscenza che nell'entroterra veneziano e trevigiano abbiamo nei confronti della civiltà di Venezia e delle conoscenze ed esperienze che i veneziani dal 1400 ci hanno tramandato. In chiusura di questa nostra chiacchierata, Presidente, qualche numero, è la quinta DOC per quanto riguarda il Veneto e c'è una sfida importante con la nuova DOC del Pinot Grigio? Sì, con grande soddisfazione, dopo una partenza che per una serie di ragioni è stata un po' difficile, siamo ritornati ad essere la quinta DOC del Veneto, dopo le corazzate Prosecco DOC Conegliano Valdobbiadene, nelle due storiche DOC veronesi, il Valpolicella e il Soave, ci siamo noi. Adesso certo dobbiamo giocare una partita importante, perché possiamo dire con orgoglio di avere una sorta di diritto di primogenitura ad un'operazione che proprio qui al Vinitaly verrà annunciata, che questa DOC interregionale del Pinot Grigio sarà nostro compito e saranno i nostri imprenditori a dimostrare la loro capacità e la loro intraprendenza, a riuscire a differenziare il Pinot Grigio DOC Venezia. Le province di Treviso e di Venezia complessivamente hanno oltre la metà del Pinot Grigio Veneto rispetto al Pinot Grigio che verrà prodotto in Friuli, in Veneto e in Trentino. Allora, grazie a Pier Claudio De Martin, vicepresidente del consorzio Venezia Doc e vicepresidente di Uvive. Grazie.